Ripartiamo dopo un giorno di sosta. Valciucaro deriva da Valciuché, quindi Valle della Campana, che nel Medioevo in questa terra era ricoperta da un fitto bosco e l'unico modo per attraversarlo era seguire il suono di questa campana, quindi è rimasto il nome a ricordo di questo fatto. Oggi è una giornata spettacolare, davvero, non c'è una nuvola, c'è un sole che scalda e là in fondo si vede pure il Monviso. Wow, che bello da qua! Me le racconti queste vallate che si vedono all'orizzonte? Da là al Monviso c'è la Valle Po, poi abbiamo la Valle Pellice, la Germanasca, Val Titone, poi c'è la Val di Susa, là si vede il Roccio Melone. Invece di là troviamo la Val Varaita, Valle Maira e Valle Stura, poi abbiamo la Valle Gesto e Valle Vermenagna. Oggi giornatona, allora. Questo è il paesaggio che si vede dalla torre di avvistamento del castello di Castelnuovo Calcea. Abbiamo fatto una strada secondaria per evitare la strada principale per arrivare verso Acquiterme, tutta pianeggiante. Adesso inizia la rampa che ci deve portare a scavalcare queste colline ed è veramente una bella rampa, speriamo di non dover spingere. Dopo una rampa impossibile adesso abbiamo incontrato i genitori di Vera e ci fermiamo a pranzo per salutarli e poi ripartire verso Acquiterme. A Castelboglione abbiamo incontrato i miei genitori e la nonna, quindi approfitto di questo canale ufficiale per dire ciao ragazzi, ci vediamo presto! Arrivati a Acquiterme, questa città che era una stazione termale romana, adesso andiamo a vedere la Bollente, che è una fontana dove sgorga acqua bella fresca. Questa è la Bollente di Acquiterme, l'acqua sgorga 560 litri al minuto a 74,5 gradi. Se foste qua sentireste un po' un odore di uovo marcio, come alle terme. Giornata di saluti, abbiamo salutato anche Matteo che torna a casa da Acqui, qua siamo all'acquedotto romano di Acqui appunto. Noi prendiamo questa bella ciclabile che va verso Cavatore, mi pare che si chiami un paesino, per dirigerci poi verso Alba e piano piano scendere e abbandonare il Piemonte in qualche giorno chiaramente. Abbiamo percorso una strada secondaria lungo il Bormida per evitare la trafficata strada principale, c'era pochissima gente. Adesso lo abbiamo attraversato e appena sopra la strada abbiamo trovato questa pieve di San Desiderio e qui a fianco, adesso sono le 5 circa, e qui a fianco è un posto perfetto per piazzare la tenda e accamparci. C'è l'acqua, c'è un tavolino, insomma sembra quasi un campeggio naturale per noi e quindi
questa giornata intensa con Matteo, i genitori di Vero, la nonna, si conclude nel migliore dei modi.